La Presidente della Commissione Ambiente e Territorio e Mobilità, l'agrigentina onorevole Giusy Savarino, nel corso della seduta in merito alla rete ferroviaria regionale ha comunicato che con Reti Ferroviarie Italiane e l'assessorato alle infrastrutture è stato fatto il punto dei progetti pronti riguardanti la Sicilia, ha affrontato tanti nodi anche per il doppio binario della Palermo-Catania, il completamento della Catania-Messina, la Palermo-Trapani-Marsala e altri punti. Ha aperto anche un focus particolare sulla zona occidentale che rientreranno nel Recovery Fund, sia le due fermate di Fontanella e San Michele ad Agrigento che l'ammodernamento della tratta Palermo-Agrigento andata e ritorno, da me fortunatamente sollecitate da anni. Sono due fermate importanti, afferma la Savarino, 40 km di tratta ferrata che non permette oggi l'uso dei treni Modern Pop. Queste opere verranno finanziate attraverso il Recovery Fund, non solo nella progettazione definitiva ma anche nella sua realizzazione. L'onorevole Savarino continua nel suo comunicato che ha sollecitato l'inserimento dei lavori dei 90 km della Castelvetrano-Porto Empedocle, i quali collegherebbero la provincia di Agrigento a quella di Trapani e all'aeroporto di Birgi, un progetto fondamentale che insieme alla Palermo-Agrigento rappresenteranno un collegamento veloce per le due province su cui il governo Musumeci si è impegnato particolarmente. Ci riaggiorneremo, conclude l'onorevole Giusy Savarino, in commissione con i soggetti interessati tra 3 settimane per capire cosa sarà definitivamente finanziato dal Recovery Fund e cosa invece rientrerà nell'accordo tra regioni e reti ferroviarie italiane, quindi sarà oggetto di altri fondi di finanziamento. Viviamo un'occasione unica di riscatto e di rilancio, continua Savarino, che non possiamo perdere, per questo resta alta la nostra attenzione in merito sia mia che quella della Commissione Territorio e Ambiente che presiedo